Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Eccoci in simultanea con voi del pazzo mondo della pazza Inter quando sono scoccate le 12:39. No, questo è il mondo di Radio Libertà, questo è il mondo di Che giorno è, questo è il mondo di Simone il Beneamato e Ciccio Barbù, reduci da emozioni intense, fisiche, enormi, ma vedremo di darvene conto anche nel corso di questa trasmissione. Intanto con le interviste che ascolterete inoltre la pagina, ascolteremo il professor Paolo Natale, docente di scienze politiche e consulente Ipsos, un'analisi sul distacco che hanno gli elettori nei confronti della politica. La ritengono ormai un orpello, soprattutto a sinistra. Se c'è un distacco enorme, il 20% degli elettori di sinistra, cioè quelli che votano a sinistra, hanno dichiarato che non andranno a votare. Quindi quel 49% delle ultime europee, 49 se non sbaglio, sembra destinato a diminuire. E solo il 4-5% degli elettori del centro-destra hanno dichiarato di non aver più voglia di andare a votare, quindi una forbice molto molto ampia, apatia, sfiducia, rassegnazione, si potrebbe dire forse realismo, visto che poi vai a votare e magari dai, fatemelo dire, ti ritrovi la commissaria europea alla sicurezza con tutto quello che abbiamo visto nelle scorse settimane. Ricordo subito anche il numero di telefono per chi volesse intervenire, il numero per entrare in diretta senza filtri né censure, tema libero, 02 92 94 7222, mentre per il servizio WhatsApp il numero è 340 670 9659. E continuiamo con la sinossi delle interviste di Oltre la Pagina, perché sentiremo Elena Murelli. Qui andiamo a parlare di concreto. È stato approvato al Senato il DDL prestazioni sanitarie. L'obiettivo è tagliare i tempi delle liste d'attesa. Allora, tra i provvedimenti che sono stati inseriti c'è il meccanismo premiale per i dirigenti che tagliano le liste d'attesa. Allora, ci sarà un riconoscimento alle regioni, le quali poi lo riconosceranno alle ASL, le ASL lo riconosceranno ai direttori e poi anche ai primari, quindi un po' un riconoscimento a cascata in modo che tutti abbiano da guadagnarne nel far guadagnare il paziente, perché avere tempi decenti, dignitosi di attesa non dovrebbe neanche essere un guadagno, dovrebbe essere la normalità, ma non è più così. E adesso appunto ne parleremo con la senatrice Murelli, che rappresenta la Lega in Commissione Affari Sociali e Sanità ed è anche segretario della Presidenza del Senato. Con lei anche
l'istituzione del SINGLA, Sistema Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa. Questo è un organismo per coordinare tutte queste iniziative, anche per far sì, per esempio, che le prestazioni erogate non vadano sprecate, che c'è l'obbligo per i medici di specificare, di dare il maggior numero di informazioni possibili, di fare in modo insomma che non venga sprecato nulla. Questo fa parte di una disposizione, di un indirizzo dato addirittura dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si chiama aderenza terapeutica, che si può definire il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante. Cioè, bisogna anche dare una mano al paziente in modo che non sbagli. Poi abbiamo anche delle agevolazioni per le entrate professionali, per poter assumere sempre più persone, quindi agli specializzandi sarà data la possibilità di incarichi fino a 10 ore settimanali, adesso era al massimo 8, e c'è la possibilità di trattenere in servizio i medici, i primari fino a 72 anni, soprattutto per svolgere attività di tutoraggio, perché magari un settantenne in sala operatoria magari ce ne sono, no, non fraintendetemi, ci sono settantenni che in sala operatoria tengono a bacchetta fior di trentenni, quarantenni, sono incredibili, però appunto che lo facciano se sono in grado di farlo, che non siano obbligati o che non debbano smettere di farlo se sono ancora in grado di farlo. E poi per ultimo c'è anche la possibilità per i pazienti, per gli utenti, di segnalare eventuali malfunzionamenti, disfunzioni, quindi diciamo dare proprio un conto, dare conto di quello che non ha funzionato e che abbiamo visto sulla nostra pelle, che abbiamo provato sulla nostra pelle. E dopo chiuderemo oltre la pagina con Francesco Giubilei per parlare del suo ultimo libro, L'Italia dei conservatori. Adesso sarebbe anche facile giocare con le parole e chiedere: ma conservatori si nasce o si diventa? In realtà Francesco Giubilei fa un'analisi storica, addirittura pensate fa risalire il pensiero conservatore alle tribù italiche pre-romane, quindi di solito quando si ricostruisce il pensiero conservatore ci si ferma al 7-800, Giambattista Vico. No, c'è un'analisi completa, perché il conservatorismo non è solo un atteggiamento politico, anzi il conservatore è la persona che guarda al futuro, quindi non è un reazionario, cercando però di prendere quello che è stato ereditato dalla tradizione. Quindi ci possono essere per domande incognite risposte già note, già provate. Se avete letto, e so che molti di voi lo hanno letto, il manifesto dei conservatori di Prezzolini, vedrete che questo concetto anche lì è espresso davvero molto bene, ed è anche per questo che storicamente il discorso dei conservatori ne abbiamo parlato più volte qui nelle nostre trasmissioni. Per il conservatore ha anche una difficoltà, diciamo, per il conservatore è difficile trovare chi metta in pratica in termini politici il pensiero conservatore, perché a differenza magari di un pensiero cosiddetto progressista, il conservatore cerca delle risposte che non sono quelle semplici, non sono quelle ordinarie, non sono quelle superficiali, e cerca anche di non perdere di vista quello che è il passato. In ciò si differenzia dal liberale
del pensatore liberale, che individuerebbe invece piuttosto degli assoluti quando si parla di libertà, mentre per il conservatore la libertà è connessa, è strettamente connessa al popolo nel quale si svolge, si pratica, diciamo, questa libertà. È un po' quello che abbiamo già sentito ieri con il dottor Corrado Cone parlando della Cina. Non vado avanti oltre perché non è più la mia materia, e quindi abbiamo un conoscitore invece come Francesco Giubilei che ci presenterà anche proprio il suo libro per parlare di questo argomento, l'Italia dei conservatori. Un ultimo passaggio: il conservatorismo mediterraneo latino risente, sempre secondo Giubilei, dell'influenza cattolica. Per questo si differenzia dal liberalismo, dal conservatorismo anglosassone. Anche il conservatorismo tedesco è abbastanza vicino, anche i tedeschi hanno una importante realtà cattolica. E infine, molto interessante, molto intrigante, Giubilei si occupa anche della Serenissima, no? La Serenissima, che viene indicata come un esempio non comune di conservatorismo, perché Venezia per un millennio, aperta al mondo, ha conservato però anche le proprie tradizioni, il Doge e tutto quello che ne segue. E direi che possiamo fermarci qui per quanto riguarda la presentazione di Oltre la Pagina, e quindi pourquoi pas possiamo passare ai convenevoli formulaici. Allora, vi ho già detto che qui, insieme a Simona e Bene Amato, il vostro Ciccio Barbò, quando sono scoccate le 12:50, la commissione apposita ci comunica che in questi locali la temperatura è pari a 24,8 gradi centigradi sopra lo zero, esternamente 17,3 gradi, 70% l'umidità, mentre la pressione è pari a 1200,2 millibar. Simone, il Beneamato e il sottoscritto siamo sospesi a 137,6 metri sopra il livello del mare. Poi, come previsto rigorosamente dai convenevoli formulaici, l'abbraccio fortissimo alla signora Adriana Angela, alla signora Carmela e alla signora Clotilde, che ci seguono, ma vi garantisco io ci seguiscono pure dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa naturalmente è una radiovisione. Chi si abbona a radiovisione, a Radio Libertà, campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Poi per seguirci avete la Radio DAB, avete il sito radiolibertà.net, avete le applicazioni iOS e Android che vi permettono di seguirci ovunque voi siate con i vostri cellulari sulla costa terrestre. Avete Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Avete il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso le nostre trasmissioni, e dove ogni notte che il cielo manda in terra troverete le sinossi di Oltre la Pagina, preparate apposta e gratuitamente a tutte le donne e gli uomini di buona volontà, per tutte le donne e gli uomini di buona volontà. E poi Twitch, i social di ultima generazione. Alexa, accendi Radio Libertà, mi sembra di averlo già detto, comunque me ne saremo in ogni caso riconoscenti. E YouTube un po' a singhiozzo. Di quel che c'è non manca nulla. Abbiamo nel corso di Genetriaci avremo anche naturalmente i sondaggetti, i rilevamenti demoscopici, e avremo anche musica per voi. Avremo un brano che nei primi anni '80 spopolava. Vi ricorderete anche, cominciavano gli anni gloriosi di Video Music e Michael Sembello, Maniac. E qui io ho Vincent Vega. Possiamo anticipare cosa succederà il giorno della liberazione, il 25?
Caro il mio pelle, intanto salutiamo i campioni d'Europa, grande partita, ormai la Champions è lì nella loro sede. Qua... 4, così ne vinciamo tante quante. Ce ne danno Sì, subito sì. 4. No, ma va benissimo. Cioè, guarda che avete fatto una grande partita, è giusto che sia così. Spero che il campionato lo vinca l'Atalanta, lo scudetto, tanto sempre nerazzurro è, e così accontentiamo tutti. No, allora anticipiamo la puntata. Allora, sapete che cosa mi ha dato come compito, come ordine di servizio per Luigi Pellegrin? No, non metterla così. Dai, sapete cosa mi ha detto? Di preparare per settimana prossima, che si lavorerà il 25, insieme anche a Simone e a Pierluigi Pellegrin, una bella puntata su tutti quei film, diciamo, come si può dire, film contro il comunismo? Film critici contro le dittature comuniste? Contro i regimi, ho detto. Contro i regimi. Ma solo italiani o mondiali? No. Ti ho anche indicato, ma poi magari la prepariamo insieme, perché allora è complicata. mettiamola giù. Dunque, si è stabilito, anche se diciamo la cosa dovrebbe essere definitiva, dateci del margine di potenzialità, ma magari di variazione. Venerdì 25 andremo in onda in diretta fino alle 13, quindi in teoria io non dovrei esserci, ma abbiamo, per una questione di distribuzione di orari, abbiamo deciso con Vincent di preparare dalle 11 alle 13, ci sarà i genetriaci, ricorrenza eccetera, e poi un'orina. Un'orina no, non mi piace, poi un'oretta. Lo so, oretta per Oticei. Esatto, che salutiamo. Che salutiamo lei e la sua meravigliosa trasmissione. Esatto, e i suoi ospiti. E i suoi meravigliosi ospiti. Internazionali, aggiungo. Assolutamente. Te lo ricordi lo spot di Castelli? Il Fu Castelli, ex ministro, che adesso è passato dall'altra parte. No, dicevo, parlando con Vincent, nessun ordine di servizio, chiacchierando con lui è nata questa idea: perché non facciamo una trasmissione, visto che sarà anche lui presente fisicamente, e ho detto, se ce la fai potresti venire un'ora in diretta, facciamo una specie di speciale movie time e parleremo, magari si potrebbe parlare di film contro i regimi, qualsiasi regime, compreso quello comunista. E io per esempio ce ne sono due. Il primo, quello che ti ho detto, che è Fragola e cioccolato, un film cubano, cioè scusate, non era cubano, un film che fu candidato anche all'Oscar e che presenta le condizioni di persecuzione per gli omosessuali, per i gay durante il regime castrista a Cuba, perché i signori progressisti comunisti, no, adesso non sto parlando, non sono anticomunista, quindi questo linguaggio lo lascio ad altri, però è vero, è assolutamente reale che i gay sono stati perseguitati, non so se lo siano ancora, spero tanto di no, a Cuba con Castro, e questo film denuncia questa situazione. Infatti io mi ricordo, andai anche al cinema a vedere questo film e c'era qualcuno che mugugnava, perché chi stava a sinistra non stava bene che venisse detta questa cosa, perché gli omofobi sono solo a destra per loro, non è proprio così. E mi è venuto un altro, questo è un film comunista che però denuncia le contraddizioni. È un film Tierra e Libertà, è un film molto comunista sulla guerra civile in Spagna credo fosse il 36, quando a un certo punto i comunisti europei entrarono in conflitto con i comunisti russi sovietici e si uccisero gli uni con gli altri. Mi ricordo un comunistone storico, anch'io, anche in quel caso dal cinema, che si è alzato: non è vero niente, dato via. No, invece la storia ci dice che comunisti europei e comunisti sovietici si combatterono e anche questo è un film. E siccome è un film di Ken Loach, che è sempre stato un comunistone, per me è anche un genio, un bravissimo regista, le due cose non necessariamente non sono contraddittorie, è considerato un film di sinistra, però è un film di denuncia delle conseguenze dei regimi. E se ti dico Goodbye Lenin, che cosa ti viene in mente? Che so che è un bellissimo film che so di non aver visto. No, ok, va bene, ma è anticomunista anche quello. Per quello che io mi sono documentato un attimino, no? Mi sto incominciando a documentare, perché è un argomento talmente complicato e talmente politico, cioè il linguaggio politico a me non mi appartiene. So che la storia è di una famiglia che fa credere alla nonna, dopo il crollo del muro di Berlino, muro di Berlino, che sia ancora
che ci sia ancora Ecco, il regime no, comunista. ho fatto una brevissima ricerca per portarmi avanti perché, ti ripeto, è un linguaggio che non mi appartiene, il politicamente speakerato, eccetera, perché è veramente una roba allucinante. Ho provato a dire su Google film critici con il comunismo in Italia, no? Mi è venuto fuori una lista di film di Nanni Moretti. Oddio. Cioè, per esempio, però mi sono venuti fuori un paio di film interessanti con un Alberto Sordi, adesso il titolo non lo ricordo, del 1962, credo. E l'ho messo da parte perché ne volevo poi condividere con te e poi, se è il caso, di parlarne, di farlo ascoltare anche agli amici che Ma ci io volevo seguono. fare, è vero che lo E- facciamo, è il 25, non a caso, facciamo questa scelta, abbiamo fatto questa scelta per il 25 aprile, quindi è chiaro che è in contrapposizione con una retorica che francamente non se ne può più. Infatti. Però personalmente io cerco sempre di l'onestà intellettuale, a me non piace avere la lingua nel buco del culo di qualcuno, io cerco di portare quello che vedo io in modo oggettivo. Per esempio Terra e Libertà è un film comunista che denuncia però le storture del comunismo, ma è un film comunista, quindi non è un film, cioè io non cerco il cinema No, ma anticomunista, era per... cerco il cinema che denuncia io metterei anche che quello invece è un film antifascista, Z l'orgia del potere, ecco, guarda, con un Yves Montand colossale, enorme. ma proprio per questo, digitando per fare una breve ricerca, film contro i regimi, in Italia mi sono venuti fuori una ventina di film contro il fascismo, il nazismo, un casino, mentre film critici contro il comunismo, una lista di Nanni Ma Moretti. io ti ho già, Il paragone, hai capito? io ti ho già fatto il nome Fragola e cioccolato. Va bene, ne Vincent discutiamo. Vega, adesso siamo all'intervallo. Forza Inder, E... Forza Inder. Chi è che diceva Forza Inda, Forza Inda? Ah, no, No, eh, era um, il vostro ex presidente sì, cinese che era sì, scappato io lo con chiamavo Chu Enlai. che era scappato Sì, con il malloppo e che vi ha io lasciato in lo bancarotta. chiamavo Chu Enlai. Pausa.
Dal produttore al consumatore, Sicurbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo. Allora, sempre in simultanea, sempre in diretta, potete intervenire per via telefonica o anche naturalmente per via WhatsApp. Allora, vediamo un po', questo è un intervento, non leggo il nome, ma leggo il messaggio. C'è posto anche per i divertenti nei film. Ricordo un godibilissimo film francese, titolo originale Le Grand Partage. Titolo italiano Benvenuti ma non troppo. C'è una coppia tipica di sinistra, finto buonista, che sembra, che è sempre in lotta con gli altri inquilini definiti fascisti e nazisti. Il finale non è dei migliori, ma è un film comunque carino, che non conosco, quindi complimenti a questo intenditore, ascoltatore. Mettiamolo da parte perché chiaramente la linea guida e conduce io ci sono, ma la trasmissione e il padrone di casa è chiaramente Vincent. Questo proprio non lo conosco, magari metterò da parte, lo scriverò da qualche parte e vedremo anche di inserirlo. Grazie a questo ascoltatore e grazie a tutti coloro che magari vogliono darci dei suggerimenti, perché volevamo proprio fare qualcosa. Personalmente io vorrei fare qualcosa con i miei mezzi modestissimi, non di anti, vorrei fare qualcosa di anticonvenzionale, proprio che vada anche in direzione al convenzionale che c'è, al conformismo che c'è da tanti anni, il 25 aprile. Il conformismo anche ipocrita, quello di far credere che sia una festa condivisa, non lo è da tanti anni. Fin da quando ero bambino, il 25 aprile era San Marco, era la sagra di Casarsa, la più grande vicino a San Vito, la più grande sagra, la prima grande sagra di primavera. Quindi una festa politica è sempre stata percepita come la festa di una parte, e quindi se ne è fatta una retorica. Infatti il 25 aprile comincia a essere è diventato anche un circo per certi aspetti, con l'arrivo di Berlusconi, no? Quando a questo punto l'antifascismo è arrivato il fascista Berlusconi, è arrivato il fascista Fini, è arrivato il fascista Bossi, quello che invece aveva detto i fascisti siamo andati a prenderli a pistolettate casa per casa. Ha detto che fascista era la Lega. E comunque Bossi che ricordava non so se la zia che aveva in casa un ritratto di Matteotti e che i fascisti l'avevano perseguitata, qualcosa del genere. No, ma adesso vado troppo in là con le parole. Quello che voglio dire è diventato è un po' come il Festival di Sanremo, che si è voluto farlo diventare una manifestazione nazional popolare, nazi pop. Nazional popolare è un termine pericolosissimo, quando poi se vai a vedere alla fine gli italiani sono 60 milioni, 12 milioni guardano il Festival di Sanremo, gli altri 48 non lo guardano, e degli altri 48 c'è una parte, almeno la metà, che odia, detesta e che disprezza chi segue il Festival di Sanremo. Io disprezzo chi fa Sanremo, chi lo pensa, e disprezzo anche chi lo segue. Ho un disprezzo culturale che non dovrei avere, perché il disprezzo non va bene. Però secondo me se tu segui il Festival di Sanremo vuol dire che hai delle idee musicali che sono per me sono sbagliate, sono soprattutto contrarie opposte alle mie. E come me la pensiamo in molti.
E la pensavamo in molti fino a non tantissimi anni fa. Poi anche qui, come il 25 aprile, nel momento in cui diventa qualcosa che è caro a una certa parte politica, lo si spolvera, lo si pulisce, lo si fa diventare celebrazione condivisa. No, così come era il festival del qualunquismo e della cattiva musica, il festival di Sanremo, che poi invece è diventato chissà che, e la liberazione è sempre stata la festa di una determinata parte politica. Come Giovanotti. Giovanotti, se vi ricordate, qualcuno se lo ricorderà, in un celebre, quella famosa scena, quella del se in Cina sono tutti socialisti chi ruba, quella di Beppe Grillo, in quella scena a un certo punto Beppe Grillo dice Giovanotti, Giovanotti, una scoreggina. Era il manifesto del qualunquismo Giovanotti. Michele Serra scriveva con garbo, ma cose devastanti su Giovanotti. Lo trattava come lo scemotto, ma peggio dello scemotto, perché era il manifesto del qualunquismo. Il manifesto del qualunquismo berlusconiano anche all'inizio, soprattutto all'inizio. Poi quello è stato furbo, e quello secondo me è un po' evento, viaggio con 5 schede Mona Scarsella, si è spostato a sinistra ed improvvisamente fatemelo dire, le mediocri, cioè Giovanotti, scusate, ma se vorrei tornare indietro e provare a fare i soldi scrivendo testi per le canzoni di questi signori qua, perché sono dei testi di una mediocrità assoluta. Un qualunque addetto stampa può scrivere di meglio, e però è diventato il profeta. Così come Vasco Rossi, ma anche il Vasco Rossi di Una vita al massimo e di Bollicina era il qualunquista. Anche quello si è spostato nel 96. Romano Prodi, siamo tutti indiani, sono anch'io, sono nuovo, ed è diventato. E così il 25 aprile, vabbè, sono andato lontano, quando invece devo stare vicino, devo stare con i nostri genetriaci del 28° giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un giovedì Zoibe, 17 di aprile, anno domini 2025 o 2025 che dir si voglia. Ciro di Pers. E qui Ciro di Pers pensi a qualcosa di esotico, di asiatico, di orientale. Invece Pers è Maiano, Udine, quindi è un cimuttone, come amo chiamare io gli udinesi, affettuosamente. Un poeta, siamo in periodo barocco. Lui scriveva degli orologi. Molti ordigni di dentate rotte lacera il giorno e lo divide in ore, ed ha scritto di fuor con fosche note, scusate, ha scritto di fuor con fosche note, e chi legge le sa, sempre si muore. Sempre si muore. Il barocco è quel periodo, mi ricordo il Metastasio, in cui si comincia a parlare di morte. C'è anche il Caravaggio, il bacchino malato, eccetera, perché il mondo scopre gli Stati Uniti, scopre l'America, scopre che la terra non è piatta, che la terra è finita, e quindi scopre la fine, e quindi scopre la morte. Pronto? Buongiorno signor Pellegrini. Allora, Buongiorno. oggi c'è un'altra notizia. Ogni tanto bisogna elogiare i nostri assessori in Regione Lombardia, anche gli altri per carità, ma visto che io vivo in Lombardia non posso darle che questa notizia. Allora, dalla Regione sono stati stanziati 32 milioni per rafforzare le filiere. E allora, l'assessore dello sviluppo economico di Regione Lombardia, appunto, come ho detto, Guido Guidesi della nostra Lega, ha detto che può contare su una dotazione finanziaria complessiva di 32,4 milioni di euro, che sono la costituzione e lo sviluppo di nuove filiere produttive. Con questo provvedimento, signor Pellegrini, spiega l'assessore Guidesi, la Regione intensifica il suo impegno nel sostegno alle imprese. Il sostegno è rivolto alle filiere composte da almeno 3 imprese con sede in Lombardia, a varie finalità, tra cui il suo rafforzamento competitivo, la costituzione di nuove filiere e la loro sostenibilità ambientale, sociale ed economica,
E allora io devo dire grazie al nostro assessore Guidesi. Ogni tanto bisogna elogiare anche loro. È giusto così. La Assolutamente. saluto e buona giornata, signor Pellegrini. Grazie, l'ottimo Guidesi. È un po' che non l'ho intervisto. Andiamo avanti perché mi è venuto in mente che questa trasmissione cerca anche di aggiornarvi. Allerta in Piemonte, è chiuso il Frejus, d'ora in piena, a 5 chiusa il camion il traforo del Monte Bianco, il governatore Cirio, ancora 3-4 ore di forte criticità. In 100 comuni il rischio rosso per i fiumi, alberi pericolanti a Roma. Quindi anche qui abbiamo visto da ieri fortissime raffiche di vento qui a Milano. Andiamo oltre allora il meteo, torniamo sui genetriaci. Karen Blixen, scrittrice danese, La mia Africa. L'uomo e la donna, sentite, questa è bellissima questa frase sua. L'uomo e la donna sono scrigni chiusi dei quali uno contiene la chiave dell'altro. Beh, mi piace. Faentino Romagnolo, Benigno Zaccagnini, che raccolse l'eredità di una DC, siamo nell'82-81, in forte difficoltà e in crisi, e riuscì a traghettarla, a parare i danni. Nell'83 tutti si aspettavano il sorpasso del BC, e la DC tenne. Con lui, diciamo, si diceva la faccia per bene della Democrazia Cristiana, dicevano all'epoca. Poi abbiamo un grandissimo, veramente un gigante, un grandissimo attore, William Holden, si chiama William Biddle, e il Joe Gillis di Sunset Boulevard, di Viale del Tramonto. Disse William Holden: quando dovrò truccarmi, smetterò di recitare. E poi abbiamo il regista di una serie celeberrima nella prima metà degli anni 70, Sandokan, Sergio Sollima, che è papà di Stefano Sollima, che ha diretto diversi film, anche diversi telefilm di Gomorra, e che credo abbia anche diretto un paio di film negli Stati Uniti. Se andate a vedere le immagini, credo fossimo 74, 75, 73, se andate a vedere quelle immagini, davvero stupisce la grande qualità della fotografia, la scelta delle luci. Sandokan era, quella volta si chiamava sceneggiato, tratto ovviamente dal celeberrimo personaggio di Salgari o Salgari, perché so che ci sono due scuole di pensiero sulla pronuncia dello scrittore veronese, però morto a Torino. Adesso li chiamano, non mi ricordo più come li chiamano, fiction, e se andate a vedere c'è davvero una qualità. Era prodotto dalla Rai, era uno sceneggiato dalla Rai, non c'era neanche Mediaset, ed è davvero stupisce la grandissima qualità formale. Poi la parte narrativa, per carità, insomma, era uno sceneggiato di grana grossa. Poi c'era l'attore indiano Kabir Bedi, che era diventato l'idolo di generazioni di donne, signore, signorine, ragazze, bellissimo uomo, fascinosissimo, eccetera. Poi c'era Adolfo Celi che faceva il cattivone. Poi un attore, è stato un wrestler anche, è stato anche attore. Day Life di Carpenter ha interpretato, tra l'altro, Essi vivono, Roddy Tubbs, in arte Roddy Piper. Essi vivono è un film che io definisco seminale, visto che si parla. Ecco, anche Essi vivono potrebbe in qualche modo far parte di quella serie di film che vorremmo portare, Vincent ed io, alla vostra attenzione in una puntata straordinaria di Movie Time 25 aprile. Si vivono è un film assolutamente antiregime.
Poi, e ve lo faremo sentire nel corso della trasmissione, ve l'ho detto, Maniac di Michael Sambello, che era un brano di Flashdance. Il video spopolava in video music degli anni '80. E poi Pericolo! Lui, Sandro Piccinini, non va! Non va! Il miglior telecronista, adesso che è morto Bruno Pizzul, l'unico, non il migliore, l'unico. Gli altri te li raccomando. Ehm, Pensate che lui è un figlio d'arte, non nel senso di telecronista, ripeto, bravissimo, perfetto. Adesso i telecronisti sono patetici, sono ridicoli, non funziona così. Tu non devi gridare, no? Tu devi variare l'intensità della voce. Quando si mettono a sbraitare per una rimessa laterale e urlano, tu devi alzare la voce, il tono nel momento giusto, nel momento topico, quando c'è il gol, quando c'è l'azione. Adesso quando c'è il gol si mettono a urlare come i latini, ma i latini hanno questa tradizione che noi in Italia abbiamo scoperto nei primi anni '80, quando mi ricordo dalle mie parti Telefriuli trasmetteva le partite della nazionale brasiliana, e c'era il gol, ma quello fa parte di una tradizione specifica. Sbraitare come forsennati, no, no. E Piccinini fa parte della vecchia scuola, di chi sa usare il tono giusto, sa parlare al momento giusto. Adesso parlano troppo, poi ci sono gli opinionisti che sono francamente detestabili, tant'è che io appunto preferisco utilizzare TV straniere, sentire le telecronache. Don Vito De Palma, preferisco ascoltare Espan, e proprio non ne posso di sentire le telecronache in italiano. Faccio eccezione per Piccinini, ma quel commentatore che è un ex giocatore del Milan insopportabile, e quindi ecco, perlomeno Amazon ti dà questa possibilità, come ho fatto io ieri: togli l'audio, lasci solo l'effetto stadio. Poi abbiamo un'attrice che ha avuto è motivo di polemica il fatto che lei non abbia mai avuto una nomination all'Oscar, perché è considerata molto brava. Sto parlando di Jennifer Garner. Nessuna droga è potente come l'adrenalina, ha detto Jennifer Garner. E infine, magari sentiremo insieme anche alcuni brani delle Spice Girl. Ve le ricordate? Siamo nella fine degli anni '90, perché e qui lambiamo il mondo del calcio, perché avremo Posh Spy, vale a dire Victoria Beckham, la moglie di Beckham, il famoso, a questo punto, ex calciatore, che l'aneddoto che mi piace ricordare: Beckham ha militato anche nel Milan, e un aneddoto che era stato riportato, quando era in visita col marito al Castello Sforzesco, qui a Milano appunto, la signora Beckham ha chiesto quanto costa. Ma attenzione che se lo può permettere, perché ho letto che la coppia ha più di un castello sulla Loira, eccetera. A lei è piaciuto, guarda che bello, castello sforzesco. Quanto costa? Gli hanno spiegato che non era in vendita. Allora, se non ci sono telefonate, mettiamo un altro un brano musicale, e poi, allora, maltempo, allerta rossa in Piemonte, i fiumi superano. Questo messaggio di un ascoltatore: il dio Po è giustamente incazzato con i traditori della Padania. Questo è il messaggio da parte vostra. Allora, musica per voi e poi i sondaggetti.
Allora, siamo ai rilevamenti demoscopici, sondaggetti, termometro politico. Fratelli d'Italia, abbiamo la tendenza a favore e la tendenza a sfavore. Vi diamo due cifre tendenziali. Poi la mediana fatela pure voi. 30,3 il massimo, 29,8 il minimo. Il PD oscilla tra il 23,7 e il 21,5. I 5 Stelle invece vanno dal 12,2 all'11,4. Forza Italia dall'11,5 all'8,5. Lega dal 9,5 al 7,7. La sinistra Verdi dalle 6,2 al 5,5 e poi l'ultimo a disposizione Azione Calenda dal 3,8 al 3. Togliamo pure la condivisione e andiamo. Allora, questo è un sondaggio Euromedia Research, committente Euroweek News, rapporti con gli Stati Uniti. Vediamo cosa ne pensano gli italiani. L'Europa deve puntare all'indipendenza tecnologica dagli Stati Uniti, allora sì per il 65,3%. No, non ha senso investire risorse nella tecnologia visto che possiamo contare su quella americana, 10,5. Nessuna delle due, 8,4, non sa il 15,8, quindi c'era solo, per quanto riguarda questo sondaggio, c'era solo questo quesito e quindi possiamo togliere la condivisione e andare verso l'intervallo. Diamo ancora qualche aggiornamento. L'allerta in Piemonte. Invece il Corriere apre con quali sono le città più ricche? Milano è ottava con reddito medio di 38.989 euro. Segrate la batte, la mappa comune per comune. Trentino, il paese più ricco, è a 10 minuti dal più povero. Passi il confine e prendi il triplo. Dazi, la scommessa di Meloni oggi negli Stati Uniti, far parlare Trump con Ursula von der Leyen, e questa è la mission, e poi Mestre segregata e violentata per 5 giorni in un palazzo abbandonato. Stavo leggendo Repubblica.it, l'intelligenza artificiale inventa le sentenze al Tribunale di Firenze, citati verdetti che non esistono. E con questa notizia inquietante dire la sua parte, direi andiamo all'intervallo, riprendiamo con il primo ospite, il professor Paolo Natale, tra 5 minuti circa.
Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci con Oltre la pagina, Radio Libertà. Forse c'è un filo che lega, più o meno invisibile, quello che vediamo assistere a questi tempi tumultuosi dal punto di vista geopolitico, è il distacco da parte dei cittadini nei confronti della politica. Sembra sempre di più che la politica vada per conto proprio e i cittadini dall'altro. I politici parlano, ma i cittadini non li ascoltano. Lo si evince dalla percentuale di astensione, ma anche dalla partecipazione, anche se vogliamo, civica, che viene sempre meno. Questo emerge anche dai dati, dagli studi, da dati statistici, e ormai ho sentito parlare di election day, mi sa che andiamo sempre di più verso l'abstention day. Ne parliamo con il professor Paolo Natale, ordinario di Scienze Politiche e consulente Ipsos. Bentornato ai nostri microfoni, professore. Buongiorno a voi. Bella questa etichetta, Abstention Day, non l'ho mai sentito. Ogni tanto la azzecco, professore. Sarà, Sì. mi avrà ispirato la partita di ieri sera. Beh, lì c'è stata molta partecipazione in realtà. Beh, assolutamente. Io al gol di Pavard mi sono commosso, non mi è mai successo in una partita di calcio. Mai. Alla mia età mi sono commosso. Anche il professore, avete capito, fa parte del club dei bene amati. Professore, allora torniamo alle cose meno serie, va? Ecco, esatto. Questo distacco che colpisce di più magari una parte dell'elettorato di sinistra, ma direi che questo è trasversale e che poi non è importante quale parte colpisca, perché io poi personalmente, professore, sono dentro, no? Anche come militante, lo dico da tanti anni, e sinceramente io vedo che anche a destra sì, vanno a votare di più gli elettori rispetto a quelli di sinistra, però io vedo anche nel militante, ma nel cittadino di destra c'è meno partecipazione. Il cittadino è sempre più disposto a dividersi, è sempre più disposto alla conflittualità, ma non più a partecipare, a discutere, a vedere la politica in un certo modo. A lei la parola. Sì, è vero. No, è vero, in questo periodo specifico, soprattutto in Italia, è vero che l'astensionismo colpisce un pochino più all'elettorato di sinistra, di centrosinistra, anche per ovvi motivi elettorali, nel senso che si capisce abbastanza facilmente come le opposizioni, insomma, è difficile che riescano a diventare maggioranza, e quindi c'è anche un po' di disillusione, quindi c'è il ritiro verso l'astensionismo. Però è vero che è una cosa che sostanzialmente negli ultimi 20 anni ha colpito un po' tutte le parti politiche, e la cosa nuova, inedita, non è tanto un astensionismo che appunto c'era sempre stato anche nel passato, che però coinvolgeva soprattutto la parte, diciamo così, più debole, tra virgolette, della popolazione, cioè quelli con un livello di culturale più basso, educazione più bassa, disinteressati un po' al mondo, insomma un po' quelli ai margini, cosiddetti marginali della società, che ovviamente anche nel voto così non davano la propria voce, appunto. Però negli ultimi 20 anni sono stati coinvolti in questo comportamento astensionistico sempre più anche le parti più istruite, insomma con un livello culturale più elevato, proprio per le cose che diceva lei prima, cioè il fatto che comunque sembra che la politica
conti sempre meno e quindi l'elettore capisce che in realtà le cose viaggiano sempre sopra la loro testa, indipendentemente poi da chi governa. Per cui prima c'era Prodi, poi c'era Meloni, ma tutto sommato le cose non è che siano cambiate o ci sia stato un mutamento così importante delle proposte politiche. L'agenda Draghi, scusate, volevo dire Draghi, non Prodi, l'agenda Draghi comunque è stata in parte presa anche con il PNRR così dell'Europa, eccetera. E quindi la gente dice: ma tanto cosa cambia se vado a votare o meno? Le cose comunque funzionano allo stesso modo. Un po' quello che succede nelle grandi città, no? Cioè votare per un sindaco o un altro, poi i poteri del sindaco tutto sommato non è che siano così elevati. La pubblica sicurezza è una cosa nazionale del governo, le altre cose sono più a livello internazionale, l'Europa cosa decide così sul verde, sull'inquinamento, eccetera. Quindi insomma le misure che può intraprendere un sindaco, per esempio la casa, dipende tutto da quello che fa il governo, se c'è un piano casa oppure no, come gli ultimi piani casa discutevamo giusto ieri, è stato quello di Fanfani negli anni 50, quindi insomma siamo un po' distanti e nessun governo poi l'ha intrapreso. Quindi è come, ripeto, che se la gente capisse che il suo voto diventa poco rilevante, quindi tendenzialmente se ne resta a casa. Adesso l'ultima cosa, contratto, forse un pochino le cose stanno cambiando, perché effettivamente la mano politica di Trump si sente molto di più rispetto al passato e quindi forse c'è qualche possibile ritorno, però nello stesso tempo, come diceva giustamente lei prima, la gente non è più molto interessata a partecipare, questa è una cosa grave, anche se magari è scontenta di quello che succede, però rimane in silenzio e lascia fare. Questa è una cosa un po' una deriva un po' negativa. Ecco, al di là, perché la si percepisce come negativa questa, diciamo, direzione, ma anche volendo essere, diciamo, distaccati, il problema è che, stando così le cose, stiamo andando incontro, mi sembra, professore, a una realtà sociale sconosciuta. Sono 2 secoli, direi, grosso modo, che la società, perlomeno quella occidentale, si è caratterizzata dalle lotte politiche. I partiti nascono nell'Ottocento, i partiti entrano nella nostra vita, nella nostra esistenza. Prima non c'erano, quindi si può anche tornare prima e si può tornare indietro. Il mondo c'era anche prima, però noi non l'abbiamo mai visto, lo conosciamo nei libri di storia e forse questo non viene, si dovrebbe cominciare a parlare di questo. Sì, è vero, una volta c'è un famoso sociologo, politologo che si chiama Stein Rockham, che è uno scandinavo, che appunto aveva introdotto negli anni 20-30 un po' una distinzione, le cosiddette fratture politiche, che davano poi luogo alla conflittualità tra aree dei paesi e quindi i partiti diventavano i rappresentanti di queste aree di conflittuale, tipo città-campagna, chiesa, laicità, religione, eccetera. E questi erano davvero i motori in qualche modo della conflittualità, che non deve essere per forza un conflitto armato, deve essere un conflitto di idee, di proposte politiche. E quindi i partiti erano nati proprio su questa base, socialismo e capitalismo, per esempio. Mentre adesso, insomma, sembra un po' tutto un mare magnum fatto tutto allo stesso modo, senza grandi differenziazioni, come dicevamo prima, e quindi effettivamente il ruolo dei partiti, soprattutto poi in questo periodo dove sembrano contare molto di più i leader rispetto al partito, cioè adesso sempre tornando a Trump, i repubblicani non penso siano molto favorevoli, insomma, alle cose che sta facendo Trump o quelle che vuole fare. E quindi il ruolo del partito è sempre meno rilevante. Contano molto i leader e il potere monocratico, come si dice, cioè di una persona sola. Vediamo Putin, Netanyahu, ma lo stesso Zelensky da un certo punto di vista, Orban, eccetera. Contano sempre molto più i leader e sempre meno i partiti, quindi la partecipazione tende a essere più evanescente. Ecco, e questa polarizzazione, questo verticismo, mi sembra che danneggi molto lo spazio del confronto e del dibattito
E volevo chiedere, è tutta colpa solo dei politici, magari anche della loro inadeguatezza, o quello che abbiamo visto anche cambiare, soprattutto in questo secolo, nel XXI secolo, nella comunicazione? Non voglio sempre tirare in ballo i social, ma il modo di comunicare tra le persone insomma, è davanti agli occhi di tutti, è modificato in modo radicale. Quanto ha influito questo nel distacco dalla politica, secondo lei? Molto, c'è un mio collega che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Demopatia, si chiama Luigi Di Gregori, che tra l'altro è uno un po' di centrodestra, quindi finalmente anche nelle università c'è un po' di dibattito tra gente di un po' di centrosinistra e centrodestra, ma comunque lui è una persona bravissima, acuta, e anche lui ha scritto questo libro in cui diceva che tutto sommato addebitiamo la colpa alle classi politiche, ai partiti, ai leader politici, e non ci prendiamo mai noi le nostre colpe. Cioè, la sua idea è che in realtà è il demos, cioè la popolazione, che sta diventando un po' scema in sostanza, che si è un po' rincitrullita dai social, dal fatto di non partecipare, cioè esattamente quello che diceva che sarebbe successo, che diceva Giorgio Gaber, se ricordiamo, negli anni 70-80, cioè l'imborghesimento, l'assuefazione alle cose che accadono fa sì che poi la gente pensi sempre meno, insomma, e non abbia più la capacità di pensiero autonomo, e quindi diventa sempre meno interessata alle cose che lo circondano e si racchiude un po' nella sua, come si dice, nell'echo chamber, per riprendere appunto dei linguaggi un po' dai social, cioè parla soltanto con la gente che gli piace e basta, senza avere nessuna interazione con idee diverse, quindi diventa sempre più bolso, non so come dire. E questa è appunto un'altra deriva che non funziona più, insomma, per la nostra società. Poi le cose non è che accadono dall'oggi al domani. Stavo pensando, mentre ascoltavo, che anche la realtà dei social significa un cittadino che vive per i like, per il pollice, per quelle robe lì, insomma. E viene da lontano, però, credo, perché mi è venuto in mente parole di insegnanti di quando ero ragazzo io, ma anche qualche articolo che stigmatizzava la realtà dei quiz, no? La realtà portata da Mai Buongiorno e da quiz che avevano ascolti milionari, nel senso anche 16-20 milioni. Quando ero bambino io c'era Rischiatutto, che credo avesse 16-20 milioni di ascoltatori. Qualcuno disse che quel modo di proporre la cultura, la conoscenza, acceso e spento praticamente, era un modo che andava a rimbambire il cittadino. Non vorrei, Sì, questa è in una realtà visione magari un all'inizio con i po'... social sembrava che le cose fossero un po' cambiate, cioè se ci ricordiamo alla fine degli anni, insomma alla fine del secolo scorso, all'inizio di quello nuovo, dicevano che internet avrebbe aperto nuovi mondi di conoscenza, di possibilità di interazione con tutto il mondo, e lo stesso con i social. Probabilmente all'inizio è stato proprio così, la volontà di conoscenza un po' anche al di là del proprio orticello. Poi però poco alla volta, come dicevamo prima, si è, forse per le difficoltà, non so, il fatto che il mondo sta diventando sempre più complesso, alla fine molti si trincerano dietro, ritornano al proprio orticello di conoscenze magari un po' basiche, senza più la volontà di cercare nuove cose nel mondo. Adesso c'è Marte che ci porterà su Marte, però quindi quella potrebbe essere una possibilità. Professore, però sì. Una domanda che avevo, che mi sono dimenticato. Allora, quando lei parlava delle grandi città, mi ricordo tanti anni fa, ero arrivato comunque qua a Milano da non molto, e un amico molto saggio mi diceva: Pierluigi, guarda che Milano è una città che si governa da sola. Però io ho pensato di converso che invece la piccola città no, la piccola media città, nella piccola e media città l'amministratore è quello che veramente, se sceglie di mettere o meno, faccio per dire, una rotonda o un semaforo, ti cambia la vita. Però ho visto che l'estensione colpisce, è trasversale, anche il piccolo comune
le persone, o il medio anche 80, 100, diciamo che una città fino a 100.000 abitanti, grosso modo, facciamo un calcolo spannometrico, di una valutazione spannometrica, l'assessore è importante, l'assessore è il sindaco, ovviamente la giunta, insomma, anche addirittura io ho visto anche i consiglieri di opposizione possono influire, essere importanti, ma la gente non va a votare, neanche gli altri. Sì, ciò nonostante è vero, questa è una contraddizione ancora più forte, perché effettivamente nelle città medio-piccole, insomma, l'interazione che c'è con la giunta, con gli assessori è molto più forte, molto più visibile, e soprattutto le conseguenze anche di piccoli mutamenti all'interno della città diventano. Ho visto l'altro giorno una serie TV in cui, appunto, in un piccolo paese del Montauk, cioè vicino a New York, insomma, c'era uno che voleva mettere un bowling nella sua sala, così, nel suo caffè, non so cos'era, e c'è stata una sollevazione popolare di tutti che hanno fatto questa riunione e diceva no, sei pazzo, bisogna mantenere per cui nelle piccole città effettivamente c'è questa forte presenza anche di contestazioni e anche di interazioni. Ciò nonostante il voto rimane sempre molto basso dal punto di vista della partecipazione. E non lo so, questa è una cosa che bisognerebbe fare un po' di analisi specifiche proprio sugli elettori delle piccole città per capire quali sono i motivi, o forse perché pensano che abbiano altri mezzi poi per contare o per far sentire la propria voce. Questo potrebbe anche essere. Un'ultimissima domanda. Professore, prima di lasciare i suoi impegni, prima abbiamo detto dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, no? Dicevo, non è tutta colpa dei politici, però adesso vado in una direzione opposta. Nel momento in cui, e questo ormai lo vediamo da 20 se non 30 anni, io che voglio entrare in politica mi accorgo che se anche mi riesce, se anche faccio carriera, se anche ho successo, poi alla fine non influisco, non ho potere, al massimo mi viene il potere dello stipendio di parlamentare o di assessore o di consigliere regionale. Non è che quindi, mentre prima avevamo un personale politico che gestiva anche il potere, che aveva l'idea del potere, la classe politica degli ultimi 20 anni abbiano perso di vista questa dimensione e che quindi in qualche modo siano meno attraenti nei confronti dei cittadini. Sì, questo potrebbe anche essere, cioè l'idea che comunque c'è la percezione di contare sempre meno e che no, soprattutto poi adesso che è venuta ormai la mania dei sondaggi, cioè è come se attraverso un sondaggio uno riuscisse a capire qual è l'umore della cittadinanza. E certamente non è così del tutto, cioè alcune cose ovviamente sì, però diciamo si vuole andare più in profondità le cose sono un po' diverse e bisognerebbe, non so, io mi ricordo anni fa quando l'idea di fondo era quello di coinvolgere per esempio i vari quartieri di Milano, insomma, per fare, però poi al momento se tu anche indici un'assemblea su qualcosa, poi la partecipazione anche lì è sempre molto, o diventa una rissa tra fazioni politiche anche legate alla destra e alla sinistra, ma proprio fazioni pro o contro qualcosa, se no forse non so, non ci si cala molto, ecco, quindi è un po' disperante questa situazione. Allora chiudiamo questo collegamento con il professor Paolo Natale, lo ringraziamo ancora naturalmente e risentirci a presto. Prego, adesso uscirà questo mio libro sull'astensionismo, verso l'inizio di maggio magari ne parliamo. Noi avere una copia così ne discutiamo. Io sono assolutamente prontissimo e anche i nostri ascoltatori. La ringrazio anche per questo e allora ci sentiremo tra non molto anche per parlare del suo libro. La ringrazio e buon proseguimento. Andiamo avanti allora. Sempre se volete intervenire lo potete fare, poi vediamo se ci sono aggiornamenti. Abbiamo sempre Powell, l'incertezza sui dazi può causare danni duraturi, Trump lo attacca, troppo lento ad abbassare i tassi. Powell è il presidente della Fed,
la banca americana. E poi abbiamo qui sono sul Corriere, allora si parla ancora di città più ricche. A Milano il reddito medio è 39.000 euro, però leggevo anche prima World Press Photo 2025 vince una foto che racconta la tragedia dei bambini di Gaza, poi punge 2 studentesse con una siringa sulle natiche, arrestato Baroncini, nel 2009 strangolò una ventenne. Fermato per violenza sessuale l'operaio pisano che nel 2009 uccise Vanessa Simonini. E un assassino è libero di girare, di circolare. Anche qui, pensandoci, entriamo un po' nella dimensione dell'argomento trattato con il professor Natale. In casi come questi la politica non riesce a intervenire perché ci sono anche tanti, le motivazioni sono diverse. Qui per esempio c'è il fatto che ci sono poteri altri, in questo caso la magistratura, sono i magistrati. No, ma le leggi le hanno fatte i politici. Sì, ma sei tu che le interpreti le leggi. C'è sempre un'interpretazione molto personalistica. Spesso c'è sempre, no, non si può dire, ma spesso c'è un'interpretazione che sfiora anche situazioni inaccettabili. Lo sappiamo tutti, quando viene dato in libertà uno spacciatore di droga perché era l'unico lavoro che poteva fare, e poi c'è magari anche il professore universitario che scrive che chi ha criticato quella sentenza è un ignorante, deve rifare gli esami di diritto, eccetera, eccetera. A questo punto il politico è disarmato, non riesce più a intervenire. Questo lo dico perché questo operaio che nel 2009 ha strangolato una ragazza, l'ha uccisa, 2009 sono 16 anni se non sbaglio, e non è possibile. 16 anni mi sembrano troppo pochi per mettere in libertà un assassino che ha fatto di nuovo qualcosa che non va. Incidente sul lavoro, muore a 17 anni, aveva iniziato in nero da pochi giorni, 4 indagati. Anche qui la politica mi viene in mente, alla fine degli anni 80, Craxi, dopo un lungo braccio di ferro con i sindacati, riesce ad approvare i contratti a progetto. Sono quei contratti nei quali il lavoratore, operaio, impiegato viene assunto a termine 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, fino a 2 anni. I principi, che se ve li ricordate c'erano dei principi precisi, cioè il principio era che chi era assunto a termine doveva avere delle garanzie, che non potevi essere assunto a termine per più di 2 contratti, cioè il terzo doveva essere quello definitivo. E addirittura si diceva, soprattutto per quanto riguardava lavori più remunerativi, che più eri precario e più soldi avresti dovuto guadagnare, proprio perché avevi meno garanzie rispetto a chi ha un contratto a tempo indeterminato. In friulano si dice ciapido, nel senso che tutto questo che la politica aveva chiesto, che la politica inizialmente era riuscita anche a ottenere, nel giro di un decennio circa è andato tutto. Già alla fine degli anni 90 non era così, ma negli anni 90 c'erano ancora i soldi. Poi negli anni 2000 l'euro, i disastri dell'euro che ci sono stati, e chi nega, io non mi metto in contraddizione con chi nega i disastri dell'euro, perché dico, guarda, avevo l'abitudine ma mi sono anche stancato di dire guarda come vivevi prima del 2002, dopo il 2002, guarda il potere d'acquisto, guarda la qualità della vita, e datti una risposta sincera.
e non usare le parole che leggi sugli articoli di economia su Repubblica. Guarda tu come ti trovi. Quindi, ma dopo poi la crisi dei subprime, eccetera, e abbiamo le persone che stanno perdendo sempre di più, non solo in termini di potere d'acquisto dei soldi, ma anche dei diritti. Le persone sono trattate nei posti di lavoro in una maniera sempre più insopportabile. Allora, sono su Repubblica, c'è uno scritto di Umberto Eco: siamo tutti figli e nipoti di Giobbe. Quando i premier italiani sfilano alla Casa Bianca, che si vede sempre su Repubblica.it, Giuseppe Conte con Donald Trump, primo mandato, Sala e la sfida della casa, lasciati soli dai governi, vanno alzati gli stipendi. Sala, se vuoi provvedere, credo che la tua dichiarazione dei redditi credo sia esemplare, credo possa essere un bel riferimento. Allora, per Peppe Sala ci fermiamo per riprendere tra pochi minuti con qui Parlamento Elena Murelli, e qui parliamo di una politica che sta cercando di intervenire, di lavorare seriamente su un problema determinante come le liste d'attesa. A tra peu.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Gerusalemme, Gerusalemme. La mia casa dovrebbe essere casa di preghiera. Ne avete fatto un covo di briganti. Chi ti ha dato l'autorità di comportarti in questa maniera? Io stesso! C'è un problema. Gesù agisce completamente al di fuori della nostra giurisdizione. Guai a voi, maestri della legge e farisei! Fermati subito! Il mondo sta cambiando e Gesù ci sta mostrando il modo di redimerli. I farisei hanno deciso di arrestare Gesù di Nazareth. Razza di vipere! Come potete pensare di evitare i castighi dell'inferno? Ah! The Chosen, ultima cena, al cinema. Sara era importante. Troverò e ucciderò chi ha ammazzato mia moglie. Abbiamo trovato qualcosa in cui sei bravo. Non sei un assassino, Charlie. Hai considerato ciò che faccio bene? Operazione Vendetta, al cinema. Officine Ubu presenta il nuovo film di Roberghe di Guillaume. Mi può firmare qualche assegno in anticipo? Come vuole. Una commedia che vi ruberà il cuore tra i vicoli di Marsiglia. Mia madre fa la badante e ha rubato degli assegni a suo padre. Beh, ora che ha trovato un pollo da spennare. Non avevo l'impressione di derubarli. La Gazza Ladra, dal 17 aprile, al cinema. Questa è Floreana? Cosa si aspettava? Il paradiso? Qui la vita è orribile. È frustrante. E il fallimento è inevitabile. Vi presento l'Hacienda Paradiso. È qui che la costruiremo. No. Il suo morso può ucciderti. Ogni cosa su quest'isola può ucciderti. È il momento di scegliere. Bye bye. Voglio che se ne vada dalla mia isola. Questa non è la sua isola. È la mia isola. Eden, di Ron Howard. Oltre la pagina Radio Libertà, tra pochi istanti partiamo con la rubrica qui Parlamento con Elena Murelli. Intanto, prima di far partire la sigla, leggo: facciamo come nel West che vediamo tutte le sere, wanted con foto e soldi a chi lo riporta, ne sarebbero meno in giro, ma non era una figlia del giudice, scrive Maurizio. Berengario in Subrico saluta e suggerisce di andare nei consultori dove vanno tutte praticamente le donne le donne, per fare una campagna scritta anche in lingua araba, in tutte le loro lingue, per far conoscere i diritti alle loro donne e non permettere ai loro uomini di tenerle nell'ignoranza. Infatti si discute molto di questo, del fatto che gli islamici non permettano cioè non tutti gli islamici, non generalizziamo, ci sono realtà che credo siano più diffuse che non in Occidente, comunque ci sono realtà con le quali dovremmo invece confrontarsi, invece di gridare al razzismo o viceversa, dove le donne vengono tenute lontano dall'istruzione, dalla conoscenza. Non so come possa funzionare tecnicamente, ma di andare appunto anche nel usare la lingua araba nei consultori può essere una buona idea. Allora, adesso direi grazie anche a questo ascoltatore al suo intervento. Allora, per il momento non è ancora accessibile il telefono di Elena Murelli, ma io direi fammi leggere, allora, prima di far partire la sigla, fammi leggere Sveva, che non è che salutato l'avvicendamento con Simone il Beneamato. Allora, ecco qua, Sveva è una notizia che aveva colpito entrambi ieri pomeriggio, questo prete pedofilo
sapevano tutto, non hanno fatto niente. L'apertura di Dagospia. Volevo fare l'elettricista, poi Dio mi ha fulminato. È il commento di Dagospia, ma non abbastanza. Chi è Don Ciro Panigara, il prete accusato di violenza sessuale arrestato ieri in provincia di Brescia? Prima di entrare in seminario studiava per diventare elettricista. La chiamata è arrivata quando già stavo lavorando, ho preso la scossa da Dio. La Chiesa sapeva che il sacerdote aveva abusato. Ma vaffa. Ma va, dai. 5 ragazzi, ma dai, andiamo avanti, va, perché sennò dico. No, se no non posso comportarmi dietro un microfono, però cosa faccio? Buttate via la chiave, veramente. Dai, andiamo, Sveva, ma meglio parlare di cose che sono molto importanti in senso positivo. La lista d'attesa è quello che la politica sta cercando di fare, vediamo se avremo Elena Murelli, se no io in ogni caso ho la mia sinossi per parlarvene. Andiamo avanti perché sennò guarda, sinceramente 5 ragazzini, dai, la Chiesa sapeva, dai, andiamo, manda la sigla che leggo la sinossi, perché se sai che dalle mie parti c'è la barbara usanza di bestemmiare, ecco, non è il caso, questa la Chiesa sapeva, complimenti ai integralisti cattolici, tutto quel mondo lì, bravi, complimenti. L'Islam, complimenti, bravi, veramente forti siete. Sigla. Qui Parlamento. Allora, andiamo avanti. Qui c'è un messaggio, Marco. Alcuni ragazzi che lo frequentavano in quegli anni hanno detto di non aver mai notato nessun atteggiamento strano con nessuno. E vabbè, allora abbiamo i garantisti. Sai perché questo, Marco? Sai perché non sono garantista? Lo sai perché? Perché se io non ho finito, c'è quella fase prima della prima comunione. Sai perché non me hanno, come si chiama? Quando si va a scuola dei preti, quando si va dai preti, catechismo. Sai perché non sono andato a catechismo? L'ho capito tanti anni dopo, perché il prete del catechismo era un pedofilo. E li ho visti, ero con un bambino bellissimo. Quindi, caro Marco, ok, il garantismo per carità è una cosa sempre intelligente, però purtroppo avendoli visti all'opera i preti pedofili, scatta subito un Mauro, io ho detto Marco, questo è quello che dice chi ha frequentato il sacerdote, va bene, questo è quello che dice chi ha frequentato il sacerdote, e invece le cronache dicono che questo sacerdote ha violentato 5 ragazzini. Allora, se c'è un immigrato accusato di aver violentato una ragazza, siamo subito là alla forca. Invece il prete che è accusato di aver violentato 5 ragazzi, no, ma dicono che è bravo, dicono che è stata una brava persona. Non funzionano così le cose. O il garantismo funziona sempre, o si lascia andare, oppure si danno delle valutazioni per quello che si vede. Allora, poi mi sembra che Papa Ratzinger, Papa Francesco abbiano fatto, soprattutto Papa Francesco, abbia fatto una battaglia enorme contro la pedofilia nella Chiesa. Non se l'è inventata, cioè lui è il capo della Chiesa, quindi non credo si sia inventato la piaga enorme, la copertura. Poi anche qui mi lascio andare. Io mi ricordo che quando, sapete chi sono stati i primi e gli unici a parlare all'inizio della pedofilia nella Chiesa? I radicali. E sapete quanto spazio avevano sull'informazione, presso, diciamo, nell'informazione italiana? Zero. Io queste cose le leggevo, trovandole un po', facevo già parte della Lega, avevo già cominciato a fare giornalista, quindi diciamo seguivo quello che era anche la parte dell'informazione, e mi sono accorto, siamo nei primi anni 2000, era ancora vivo Marco Pannella, gli unici che denunciavano la pedofilia nella Chiesa erano i radicali, e non c'era una riga in nessun giornale.
era solo praticamente un'informazione clandestina che però, avendo fonti certe, quando la leggevi sapevi che era autentica, non era una fake, perché a quell'epoca, sto parlando di oltre 20 anni fa, non c'erano ancora le fake. Quindi c'era la pedofilia, c'è ancora, e c'è stato anche chi l'ha coperta, e non vorrei che fosse anche che l'abbia coperta involontariamente, che dice no, ma parlano bene di quel prete. Non vorrei che fosse anche quello un modo involontario di coprire la pedofilia nella Chiesa. Così come non possiamo coprire, solo perché qualcuno ci accusa di essere razzisti, il problema della figura, della posizione della donna con certe religioni, o anche in certe minoranze straniere, perché questi sono i dati anche statistici. Quindi, se voglio sentirmi libero di denunciare il fatto che l'immigrazione non controllata porta con sé dei problemi di violenza, attestato anche dai numeri, voglio sentirmi libero di dire che purtroppo nella Chiesa la pedofilia esiste. Allora, ancora niente, non c'è. Allora io leggo la sinossi e così sentirete un po' cosa è stato deciso. Allora, il DDL prestazioni sanitarie è stato approvato ieri l'altro a Palazzo Madama al Senato con 78 voti a favore e 47 contrari. Allora, leggo: saranno premiati i manager che taglieranno le liste d'attesa. Il meccanismo prevede un riconoscimento economico alle regioni che rispettano i tempi massimi. Gli enti regionali dovranno assegnare specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste d'attesa. Gli obiettivi andranno quindi a incidere sulle indennità dei manager e dei direttori generali delle ASL. A loro volta, i dirigenti assegneranno obiettivi e indennità ai vari direttori e ai primari. Un altro punto del DDL prestazioni sanitarie è l'istituzione del SINGLA, SINGLA, Sistema Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa. Si tratta di un organismo che avrà il compito di coordinare le azioni nazionali, gestire l'equilibrio tra domanda e offerta e vigilare su prestazioni e attività intramoenia dei medici. Sempre nell'ottica di abbattimento delle liste d'attesa, viene innalzato il limite di spese per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. Dal più 0,5% del 2025 verrà raddoppiato l'aumento e il più 1% del 2026, dando priorità a quelle strutture dotate di pronto soccorso e inserite nelle reti dell'emergenza-urgenza. Il DDL introduce inoltre la possibilità per i pazienti di segnalare online disservizi e criticità. L'iniziativa attiene al nuovo indicatore di aderenza terapeutica. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, l'aderenza terapeutica è definibile come il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante. La nuova classificazione servirà anche a migliorare il controllo sull'assunzione corretta dei medicinali. Il decreto affronta pure il problema della carenza di personale sanitario. Agli specializzandi sarà infatti data la possibilità di ottenere incarichi professionali fino a 10 ore settimanali. Oggi sono fino al massimo 8 ore. Così come viene prevista la possibilità di trattenere in servizio fino ai 72 anni i primari, soprattutto per svolgere attività di tutoraggio. Prevista inoltre assunzione di psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, educatori, nonché l'istituzione della scuola di alta amministrazione sanitaria per formare i dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale. E proprio qui abbiamo anche le note della senatrice Murelli, che ancora non è raggiungibile al telefono.
Si tratta di un provvedimento ampio, strutturato e ambizioso che rappresenta un passo in avanti importante per combattere le liste d'attesa, un problema di organizzazione, non solo di fondi. L'obiettivo è di evitare che il paziente, oltre alla malattia, debba affrontare un percorso a ostacoli. Adesso la palla passa a Montecitorio. Allora, vediamo un po'. Allora, Mauro, piano da accusare, io frequento da sempre, sono catechista, io non lo sono proprio perché c'era un prete pedofilo, Mauro, pensa a te, la vita porta ad avere esperienze molto differenti. Papa Francesco non ha fatto niente, vedi McCarrick, ha denunciato, evidentemente, vedi Mauro, evidentemente il fatto che certi personaggi non siano stati toccati nemmeno da un papa che che ha denunciato la pedofilia pubblicamente, significa che la pedofilia nella Chiesa cattolica è un cancro che è molto difficile da estirpare, perché altrimenti verrebbe espulso, no? Se in un organismo c'ho delle cellule malate, le asporto. E se neanche un papa è riuscito a pulire, a depurare la Chiesa cattolica dalla presenza di numerosi pedofili, significa che purtroppo nella Chiesa cattolica la realtà della pedofilia è molto importante, molto pesante e presumo anche diffusa in un certo modo. Andiamo con la musica e poi chiudiamo con Segui la Lega.
Allora, andiamo con Segui la Lega. Scusa, c'è ancora un altro messaggio. Vediamo un po'. No, caro mio, il Papa ha tolto la scomunica Rupnik, che è molto peggio di un pedofilo. Mauro, quindi implicitamente ammetti quello che dicevo io, cioè che la lobby pedofila nella Santa Romana Chiesa è molto, 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 molto potente, e questo è qualcosa anche di molto, molto triste e sconfortante. Andiamo allora invece con argomenti sicuramente più piacevoli, come il Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Allora, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana, la seguisca te alla Pellegrina. E tante cose si possono fare da su questo sito. Consultare il calendario delle feste della Lega, pourquoi pas, oppure firmare per sostenere la Lega, sostenere, iscriversi, e naturalmente abbiamo anche le firme per il DDL sicurezza, per sostenere le forze dell'ordine. Allora, vediamo. Allora, chiudiamo Segui la Lega ricordandovi appunto la possibilità di iscrivervi. È molto importante il 2 per 1000, il D43 nella vostra dichiarazione dei redditi, e poi ci sono le apparizioni radio-televisive dei protagonisti della Lega. Allora, siamo riusciti? Perfetto, abbiamo tra poco Elena Murelli, abbiamo pochi minuti, ma sentiremo proprio da parte sua, da lei di persona, avremo modo di sentire i contenuti del DDL prestazioni sanitarie, e quindi abbiamo la possibilità di ascoltarlo dalla voce del segretario della Presidenza del Senato, che è anche componente della Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale. Allora, ecco, intanto do il benvenuto alla senatrice, segretario della Presidenza del Senato e componente di Commissione Sanità, Elena Murelli. Benvenuta ai nostri microfoni, senatrice. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori di Radio Libertà, un piacere. Allora, purtroppo abbiamo pochi minuti, le do subito la parola allora per riassumere i contenuti Mi del spiace, ma lei era arrivato in ritardo, c'era troppo vento e quindi sono arrivato adesso in macchina. Allora, vi faccio senatrice, l'importante è successo. sentire dalla sua voce i contenuti del DDL prestazioni sanitarie. Prego. Sì, assolutamente. Allora, l'altra sera abbiamo approvato questo disegno di legge, che è il continuo del disegno di legge liste d'attesa che abbiamo approvato a luglio dell'anno scorso, che non prevedeva soldi per abbattere le liste d'attesa, ma bensì una organizzazione migliore. Ecco perché all'interno di questo liste d'attesa c'è la creazione di un sistema nazionale di governo delle liste d'attesa, una sorta di cabina di regia che vuole andare a rafforzare il sistema in modo tale che venga controllato a livello nazionale e venga garantita quella equità per abbattere quella disomogeneità territoriale che ci ritroviamo. Ma all'interno del disegno di legge ci sono altre cose importanti che abbiamo approvato l'altra sera. Per esempio i PDTA oncologici, nel senso le linee guida uniformi su tutto il territorio nazionale. Questo perché le persone, naturalmente, che venivano diagnosticate nelle diverse regioni, si trovavano, a seconda di dove appunto risiedevano, dei percorsi di diagnosi e cura diversi. Ecco, non ci devono essere più queste differenze, ed è per quello che il diritto alla salute non può essere condizionato al CAP di residenza, ma è stata data una uniformità a questi percorsi di diagnosi e cura. Sempre sul settore oncologico, abbiamo approvato un emendamento a nostra firma della Lega sulla comunicazione per l'allargamento, lo screening per le donne, perché anche in questo caso c'è disomogeneità
Per esempio, io che sono in Emilia Romagna posso fare lo screening mammografico dall'età di 45 anni, nel Lazio nei 50. Quindi abbiamo ottenuto 1 milione di euro per la comunicazione, per rafforzare la comunicazione per le donne e allargare lo screening da 45 a 74 anni. Questo milioncino verrà investito solo per la comunicazione per questi 6 mesi. Poi successivamente, con il 2026, speriamo in legge di bilancio di trovare 135 milioni che serviranno per allargare lo screening. Ma questo fa parte della rivisitazione del piano oncologico che abbiamo in mente di fare con il Ministero della Salute. Altra cosa importante riguarda la telemedicina, quindi per rafforzare quello che è il lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri per la diagnostica di primo livello, in modo tale che anche le aree più interne del nostro territorio e le persone fragili possano avere una risposta entro breve. C'è una semplificazione burocratica, perché la differenza di una visita in 3 giorni, in 3 mesi può significare molto, può significare da una diagnosi precoce al ritardo fadale, ecco perché c'è una riorganizzazione delle prestazioni ambulatoriali con tempi certi e vincolanti. Abbiamo inserito la responsabilizzazione della governance sanitaria, in cui i direttori generali delle aziende sanitarie saranno valutati in base al raggiungimento degli obiettivi, tra cui anche l'abbattimento delle liste d'attesa. E non da ultimo abbiamo inserito anche l'approvazione per i farmaci orfani. Sono i farmaci che hanno, diciamo, che curano un numero poco di malati, perché riguarda le malattie rare. Quindi chi ha una malattia rara ha il diritto a una cura accessibile, sicura e disponibile su tutto il territorio nazionale. Ultimo e poi vi lascio perché avete poco tempo, riguardo il potenziamento del Dipartimento della Salute Mentale. Rafforziamo le reti sui territori, mettiamo al centro il benessere psicologico, perché purtroppo è una realtà drammatica. Dopo il Covid abbiamo un aumento sempre di più il disagio giovanile, suicidi, dipendenze non solo di alcol, droga, depressione post-pandemica. Questi sono i casi ed ecco perché abbiamo voluto rafforzare anche potenziando direttamente la salute del Dipartimento Mentale. Ci sono altre piccole cose, ma avendo poco tempo, queste vi ho riassunto quelle che sono le cose più importanti che abbiamo ottenuto. L'obiettivo è quello di andare sempre verso una sanità più organizzata, più innovativa e mettendo al centro il paziente. Senatrice, io la ringrazio perché in pochissimo tempo è riuscita a dare tante informazioni importanti per tutti noi. La ringrazio ancora, grazie a Elena Murelli e a risentirci a presto. Un piacere, grazie a voi, buona giornata e buona Pasqua se non ci sentiamo prima. Grazie. Qui Parlamento.
lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico? Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Io oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie. Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Eccoci sempre ancora in simultanea in diretta con Radio Libertà oltre la pagina per parlare dell'Italia dei conservatori. Giubilei Ragnani editore, 22 euro, 518 pagine. L'ultimo saggio di Francesco Giubilei che abbiamo al telefono. Bentornato. No, ancora no. C'è un problema con la linea telefonica. Allora, questo intanto ve l'ho introdotto, è un saggio che parte alle radici del conservatorismo italiano ed è un saggio anche che analizza fin dalle radici, addirittura dalle tribù italiche pre-romane, perché il conservatore, il pensiero conservatore non è un pensiero ideologico, è un pensiero che ha radici specifiche anche nella cultura, nelle tradizioni, e non è il conservatore, intanto comunque non è un reazionario, è uno che affronta i cambiamenti guardando anche, pensando, preoccupandosi però di non buttare via, come si diceva, la dico proprio terra a terra, non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Se mi trovo in una nuova situazione devo fare anche riferimento a quello che c'è stato dietro di me per imparare, per usare magari quello che mi può essere più utile. Questa è detta in soldoni, ma sicuramente ce ne parla in modo adeguato lui che è autore di questo libro. Sto parlando del dottor Francesco Giubilei che abbiamo al telefono. Bentornato ai nostri microfoni, dottor Giubilei. Buon pomeriggio, grazie. Allora, l'Italia dei conservatori, un testo che parte anche da lontano, che fa un excursus completo, tra l'altro c'è anche una parte dedicata alla Serenissima, anche quella molto interessante, ma da dove partiamo? Dalle radici del conservatorismo italiano che risente anche della matrice del pensiero cattolico, insieme in genere al conservatorismo comunque mediterraneo latino che si differenzia da quello anglosassone. Sì, questo libro nasce con l'obiettivo di definire i tratti e il carattere di un conservatorismo italiano, che è un conservatorismo di matrice latina ed è un conservatorismo di matrice mediterranea. Questo perché in Italia, quando si utilizza il termine conservatore, viene questo molto spesso
confuso con il reazionario in primis, ma al tempo stesso il conservatore viene identificato come un qualcosa che è legato al mondo anglosassone e quindi a una tradizione americana, una tradizione inglese. Pur esistendo evidentemente una tradizione di pensiero di stampo anglosassone legata al conservatorismo, è però necessario dire che si tratta di una tradizione di pensiero che, avendo alcuni aspetti in comune con quella latina, per esempio la difesa della libertà di parola e di espressione, il contrasto al politicamente corretto, la cancel culture, la necessità di fare politica anche a sostegno dei piccoli e medi imprenditori, ha però varie differenze, ed ecco perché è importante sottolineare l'esistenza di un conservatorismo italiano, di un conservatorismo nel latino con caratteristiche proprie, che affonda la propria origine già dall'antichità greco-romana, ma anche dalle civiltà preitaliche, e poi si sviluppa nel corso dei millenni nel Medioevo ed arriva ai nostri giorni. Ed è chiaro che una delle principali differenze tra il conservatorismo italiano e quello di matrice anglosassona è l'influenza del cattolicesimo, quindi non tanto del cristianesimo, bensì del cattolicesimo, perché un conservatorismo per esempio tedesco è più di matrice protestante, un conservatorismo anglosassone è più di matrice anglicana, e il nostro è un conservatorismo che è legato a una visione anche sui temi etici, sul welfare state, sulla necessità di aiutare i ceti più deboli, che risente la tradizione di pensiero cattolica. La differenza tra un conservatore e un liberale, dottor Giubilei? Ecco, questo è un passaggio estremamente importante, perché proprio nella confusione che c'è inerente al termine conservatore, talvolta si tende a considerare il liberale e il conservatore come due categorie analoghe. In realtà, anzitutto va fatta una distinzione tra il liberale classico e i cosiddetti liberal, cioè oggi tutti si definiscono liberali e poi nei fatti molti poco lo sono, in particolare negli atteggiamenti che adottano, però in ogni caso anche tra il conservatore e il liberale classico ci sono differenze importanti. Il liberale mette al centro della società l'individuo, il conservatore mette al centro della società la comunità intesa come insieme di individui. Il liberale concepisce la libertà come il valore principale, il conservatore concepisce la libertà come uno dei valori principali, e per il conservatore la libertà va sempre declinata all'etica. Ed ecco perché, per esempio, sui temi etici ci sono delle divergenze tra il conservatore e il liberale, cioè il liberale poi anche ci sono nelle sue derive di neoliberale, di liberismo eccetera, ha delle posizioni che sono delle posizioni della libertà assoluta, e quindi dice l'uomo, la persona può decidere liberamente su tutto, su come comportarsi e su quello che fare. Per il conservatore invece ci sono dei limiti, il concetto di limite è centrale nel mondo conservatore, che sono identificati anche nel concetto di etica, tant'è che per esempio il conservatore difende il diritto alla vita e considera il diritto alla vita come un elemento fondante, mentre alcuni liberali dicono l'uomo è libero anche di assumere delle decisioni che vanno contro il diritto alla vita sui temi etici, e queste sono alcune delle principali differenze. Poi possiamo parlare dell'economia. Anche in economia ci sono una visione da parte del conservatore più attenta alla tutela dei settori strategici, quindi considerare il fatto che da un punto di vista economico ci sono dei settori strategici in cui lo Stato deve essere presente anche per una questione di sicurezza nazionale. Per i liberisti invece il mercato autoregolandosi significa che anche in dei settori che sono ritenuti strategici vi debbono essere delle dinamiche di mercato.
E dal punto di vista della rappresentanza politica, perché anche troviamo anche nel suo libro, dal punto di vista culturale, il secolo scorso è stato attraversato da pensatori che hanno avuto spazio e riconoscimento, da Benedetto Croce, Gaetano Mosca, Giuseppe Prezzolini, il suo manifesto dei conservatori, Leo Longanesi, Indro Montanelli, Augusto Del Noce, cioè figure comunque di primissimo piano. Mentre dal punto di vista politico, in Inghilterra, nel Regno Unito, ci sono i Tory, i conservatori. In Italia ha pagato la posizione conservatrice, ha pagato il fatto di essere, come dire, posizionata nella visione degli altri a destra, quindi automaticamente siamo in Italia, se sei a destra diventi automaticamente fascista. È una cosa sbagliata che non deve essere, non dovrebbe essere, ma è. E anche questo poi in qualche modo aver danneggiato lo sviluppo di posizioni anche politiche di tipo conservatrici. Ma sì, questo è un elemento che va tenuto in considerazione. Il punto secondo me centrale è il fatto che pur essendo nel Novecento esistito una tradizione di pensiero e anche una sensibilità politica conservatrice, non è mai esistito un partito conservatore, e questo ha inciso poi anche nella diffusione del termine, del concetto di conservatorismo che a tutt'oggi viene talvolta mal interpretato, cioè anche persone che sono conservatori nei loro modi di essere, nei loro atteggiamenti, perché il conservatorismo poi non è un'ideologia ma è uno stato dell'animo, uno stato di natura, e nonostante ciò non si definiscono tali. E questo è un elemento che caratterizza il conservatorismo e lo differenzia dal socialismo, dal comunismo, per cui, essendo il comunismo per esempio un'ideologia, in quel caso ha dei paletti ideologici molto più ben definiti. Invece il conservatorismo ha un'area di pensiero che è molto più ampia sotto tanti punti di vista, e questo ha fatto sì che non esistesse per appunto un partito conservatore, anche se poi la sigla PC, Partito Conservatore Italiano, non porterebbe bene, diciamo, ma al netto di questo anche quei partiti che nel corso del Novecento hanno intercettato un elettorato conservatore, quindi dal partito monarchico al movimento sociale, anche alla Democrazia Cristiana, che era un partito il cui elettorato era probabilmente più conservatore della sua classe dirigente. Cioè, nella Democrazia Cristiana c'era la corrente Dorotea, c'erano delle correnti anche che guardavano a sinistra, ma l'elettorato della DC, come poi sintetizza perfettamente Indro Montanelli nella sua frase "Trovatevi il naso e votate DC", era un elettorato animato da un forte sentimento anticomunista e da posizioni sotto tanti punti di vista conservatrici, e quindi questo fenomeno ha fatto sì che l'elettorato conservatore si sparpagliasse tra varie forze politiche, senza però che nascesse un vero e proprio partito conservatore. Possiamo cercare di delineare un biglietto da visita? Io, esprimendomi con parole per carità molto semplici, il conservatore è chi guarda alle sfide del futuro tenendo d'occhio però anche l'eredità delle tradizioni. Io credo che la definizione migliore per definire il conservatore, quella frase detta da Giuseppe Prezzolini, autore, come lei ricordava, del manifesto dei conservatori, che servono nuove idee ispirate a principi permanenti. E questo che cosa significa? Significa, a proposito di stereotipi, visto che ne abbiamo citati vari, che il conservatore non è chiuso al futuro, il conservatore non è chiuso all'innovazione, il conservatore è aperto al futuro, il conservatore è aperto all'innovazione, vuole però conservare per l'appunto dei principi permanenti che prescindono poi il momento storico, l'epoca storica in cui è nato, e quindi questa è una frase che può sintetizzare perfettamente la visione conservatrice,
che si basa sulla conservazione di valori come la famiglia, di valori come la nazione, di valori come il rispetto della natura, della difesa delle radici cristiane, guardando però al futuro ed essendo pienamente inserito anche nell'epoca storica in cui è nato, in cui è cresciuto. E c'è anche la parte dedicata, il capitolo dedicato alla Serenissima, che non ci avevo mai pensato, credo che lei abbia fatto veramente centro. È l'esempio più luminoso di cosa significhi essere conservatori in Italia, per giunta, perché comunque la Serenissima era inserita in un contesto di tipo italico, anche se non esisteva ancora l'Italia come Stato. Cioè, per 1000 anni Venezia è spalancata a tutte le innovazioni, a tutti i commerci, a tutti, insomma, mentre c'era la battaglia di Lepanto a Venezia, c'erano dei musulmani che svolgevano tranquillamente i loro commerci, quindi addirittura, però appunto un aprirsi continuo alle novità, rimanendo però molto fedeli, molto legati alle tradizioni. Forse il più bel esempio, non vorrei esagerare, ma forse l'esempio più calzante e riuscito di società conservatrice. Ah, guardi, pur essendo io di origine di un territorio dominato per secoli dallo Stato Pontificio e quindi diciamo prima dell'Unità d'Italia, venendo da un territorio che non era quello della Serenissima, ho però sempre ammirato e avuto un fascino nei confronti della Serenissima, che è stata una repubblica sotto vari punti di vista cosmopolita, però lo è stata nella stessa accezione che ha avuto la Repubblica Romana. Cioè, quando Roma conquistava un territorio, quando oggi si dice dobbiamo aprirsi all'immigrazione perché anche l'impero romano, anche nell'antica Roma c'era il multiculturalismo, l'impero romano era un impero multiculturale. In realtà, ancora prima che l'impero, la Repubblica Romana, quando conquistava dei territori, li conquistava dando sì autonomia ai popoli conquistati. L'importante però, c'era una regola fondamentale, che era il fatto che si dovevano accettare le regole del Mos Maiorum, ovvero quell'insieme di regole e tradizioni, le cosiddette mores, che caratterizzavano l'antica Roma, che aveva una prospettiva quindi universalista più che multiculturale, che ha lo stesso principio, se vogliamo, che è la Chiesa Cattolica. Cioè la Chiesa Cattolica è in tutto il mondo, però mantiene una propria struttura che fa sì che abbia una forte identità. La Repubblica di Venezia era la stessa cosa, e da un punto di vista anche di simbologia, perché poi la simbologia nella storia è estremamente importante. Cioè il Leone Marciano, il fatto che quando Venezia conquistava dei territori lasciava la propria impronta, che oggi si trova da Famagosta, Cipro, alla Dalmazia, all'Istria, alle isole greche. Il Leone Marciano era il significato che quello era un territorio governato dalla Repubblica di Venezia, e il Leone Marciano era un simbolo di San Marco, quindi era un simbolo anche legato al cattolicesimo, e anche la struttura di governo, che era una struttura di governo comunque gerarchica con il Doge, ma che aveva già il Gran Consiglio, quindi delle strutture molto più democratiche oggi, diremmo, rispetto ad altri territori, però era basata su una forte conservazione dell'identità veneziana, la divisione tra lo Stato de mare e lo Stato de terra, e quindi è un perfetto esempio di come una repubblica che è in grado di mantenere una propria forte identità, di esportare quelle che sono, anche grazie al commercio, quelle che sono le proprie visioni, sia riuscita però a prosperare e sia sempre stata in grado anche poi di essere innovativa rispetto a tanti altri territori, e quindi penso che sia un esempio perfetto di quello che oggi potremmo definire conservatorismo.
Allora, abbiamo esaurito lo spazio, lo ricordo ancora, l'Italia dei conservatori, Giubilei Regnani editore, €22, 518 pagine, l'autore Francesco Giubilei, lo abbiamo qui al telefono, lo saluto, lo ringrazio e risentirci a presto. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, andiamo verso l'uscita, l'exit strategy, Stefano, saluto radio, a Stefano Dal Brembo, buona ristrutturazione e che risorga la Venezia, perché un altro che va bene, un grande saluto al grande Vincent Di Maio, poi a Sveva, Francesco, Simone, buona Pasqua di Resurrezione e lealtà reciproca con tutti, un saluto da Elvis del Sulcis, Stefano. Va bene, la parte finale un po' Stefano non la ometto, mentre Mauro è molto critico, insomma Mauro tratta il decreto sulla sanità come la corazzata Potiomkin. Io purtroppo sono un giorno sì e un altro no per ospedali, io mi auguro Mauro che tu abbia torto, ma riporto comunque la tua osservazione. Lui dice una cagata pazzesca, forse non lo sapete, ma io l'avevo sentito in un'intervista a Paolo Villaggio che cambiava sempre versione. Allora lui dice che originariamente aveva messo la corazzata Potionkin, per me è una cagata pazzesca. Ecco, lui aveva in un'intervista aveva detto che originariamente era partito con la cagata pazzesca, poi scusate il tropiloquio, ma questa è storia del cinema. Poi lui un po' si vergognava perché la corazzata Potionkin è considerato un patrimonio, un capolavoro assoluto del cinema, e quindi la, diciamo, dolcita e imboiata pazzesca, ma poi successivamente pare che sia stato cambiato di nuovo. D'altronde questo succedeva nei trailer, nelle versioni televisive, per esempio Amici miei, Gastone Moschin nel trailer dice e tu per salvare una stronza come questa affoghi tutta Firenze, mentre nel film dice tu per salvare una così affoghi tutta e Dio per salvare una stronza del genere affoga tutta Firenze, mentre nel film dice e Dio per salvare una del genere affoga tutta Firenze. Insomma, fa parte delle variazioni cinefile, magari ne parleremo anche con Vincent. Allora, 14:59, io ringrazio assolutamente Sveva magnificamente sul di comando e regia tecnica, e ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Avete ascoltato